Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon 11 maggio, buon inizio settimana. Noi siamo qui pronti per vivere una nuova emozione, un nuovo appuntamento, una nuova settimana ricca di storia, di eventi, di racconti di eccellenze, di produttori. Raccontiamo sempre a tutto tondo la Sicilia e devo anche fare un ringraziamento, volevo fare un ringraziamento a tutti gli amici, iniziando con il nostro solito grazie. Grazie 195.484 volte, grazie al popolo di Io Compro Siciliano. Penso che proprio in questi giorni arriveremo a 200.000, per me è un grande piacere e un grande onore. Devo dire sono quotidiane le testimonianze, le vostre testimonianze di affetto, ma anche rispetto a quella che è una concretezza che arriva anche nelle vostre vendite, nella vostra promozione delle vostre aziende, dei vostri prodotti, e abbiamo anche una bellissima testimonianza che arriva dagli artisti. Sono tanti gli artisti che stanno testimoniando per noi, per il mondo di Io Compro Siciliano, e quindi volevo ringraziare tutti gli amici che ogni giorno ci confermano il loro affetto. Come sempre vi diciamo continuate a scrivere e a presentare le vostre aziende compilando questa scheda che trovate proprio nel form, nella parte in alto alla nostra pagina ufficiale, ma noi siamo pronti per iniziare questa settimana e lo facciamo viaggiando. Proprio ieri abbiamo avuto la possibilità di viaggiare grazie a Francesco Caravello, perché lui, come dice lui, è uscito dal guscio e quindi adesso piano piano, naturalmente sempre rispettando le regole, è importante, facciamolo tutti, ci ha portato sabato, siamo stati a Palermo in Via della Libertà, ieri invece con il nostro collegamento live e poi con l'aperitivo social dell'appuntamento quotidiano del pomeriggio ci ha portato a Pettineo, ma noi continuiamo a viaggiare ed oggi siamo arrivati a Santo Stefano Quisquina. Beh, il territorio è veramente meraviglioso, siamo a 73 chilometri da Agrigento e siamo a 732 metri dal livello del mare. Santo Stefano Quisquina, dal greco Stefanos, e Quisquina da Koskin, che è un termine arabo che significa oscurità per la presenza boschiva nel territorio. Il territorio è un territorio ricco di prodotti, ricco di storia, ricco di eccellenze. Noi oggi avremo la possibilità di parlarne con Giuseppe Priolo, che ci farà conoscere veramente il territorio in maniera molto importante e anche, devo dire, un po' romantica, perché ci porterà nel mondo delle api, e quindi rimanete con noi perché ci sarà veramente un momento molto bello, agreste, e poi parleremo naturalmente di arte. Sì, di arte perché Santo Stefano Quisquina è anche molto famoso per una realtà artistica straordinaria, il famoso Teatro Andromeda, e quindi avremo con noi Libero Reina, figliuolo del pastore artista che ha creato questa meravigliosa realtà. Ne parleremo proprio con lui, fra poco lo chiamerò in diretta. Parliamo di Santo Stefano Quisquina, io non posso non fare una citazione importante. Voi sapete, io sono palermitana, devota alla nostra santa patrona Rosalia. Voi sapete, prima del 1600 le sante protettrici di Palermo erano 4, era Oliva, Ninfa, Cristina, Agata. Poi accadde un evento che adesso velocemente vi racconterò per far sintesi, ma naturalmente dobbiamo parlare di Rosalia. Rosalia era figlia di Sinibaldo, signore di Quisquina e delle Rose. Lei visse in una grotta proprio a Quisquina tra il 1150
1150 e il 1162, 12 anni circa. Da qui si spostò al Monte Pellegrino in Palermo, dove poi morì. Nel frattempo passarono i secoli, a Palermo arrivò un terribile morbo, la peste, che stava veramente decimando la città, e accadde che Rosalia, la giovane fanciulla, apparve in sonno ad un pastore, indicando la grotta dove riposavano le sue ossa, e le reliquie vennero portate in processione e Palermo in pochissimi giorni venne liberata dalla peste. Quindi siamo particolarmente affezionati al territorio. Noi adesso vogliamo presentare i nostri ospiti di oggi e partiamo con Libero Reina, per avere la possibilità di viaggiare nel magico mondo del Teatro Andromeda. Buongiorno Libero, buongiorno. Buongiorno, davvero e benvenuti. Bentrovato, noi siamo, così come dicevo adesso, fortemente legati a Santo Stefano Quisquina. Io, ma non solo io, perché Santo Stefano Quisquina è conosciuta non solo per il suo bel territorio, non solo appunto come dicevo poc'anzi per le sue eccellenze, i suoi prodotti, ma è conosciuta artisticamente perché c'è veramente un sogno di teatro che è il Teatro Andromeda. Teatro Andromeda che nasce grazie al volere di papà. Papà era un pastore. Lui portava a pascolare le sue pecore in questo posto incantevole, ma si rese conto magicamente che durante queste ore passate in questo posto incantevole c'era quasi una magia. Ci racconti? Esattamente, detto benissimo. Mentre quando mio padre faceva il pastore e portava proprio a pascolare le pecore sul colle dove adesso sorge il teatro, al tramonto si rese conto che le pecore avevano smesso un attimo di mangiare, un attimo di brucare l'erba. Ed erano rimaste così, quasi con lo sguardo sospeso verso il canale di Sicilia, a contemplare, possiamo dire così, il tramonto. Lì lui capisce, intuisce che c'è questa sorta di energia e decide di incanalarla nella costruzione di questo teatro che, come vedrete nelle foto, o chi è già venuto, chi avrà la possibilità di venire a visitare, è costruito interamente in pietra. Pietra su pietra, con la tecnica a secco, vuol dire che tutte le pietre fanno peso sul centro, quindi si regge senza uso di cemento o di artifici vari. E quindi lì da quest'idea che ha avuto a metà degli anni Ottanta, insomma, continua e non smette perché il teatro ancora non è completo. Successivamente, diciamo, matura l'idea di Teatro Andromeda. Perché Andromeda? Perché viene a conoscenza che la nostra galassia, cioè la Via Lattea, è quella di Andromeda, che che è la galassia più prossima comunque. Tra circa 2 miliardi e mezzo di anni collideranno in un'unica galassia. Quindi questo è, diciamo, un modo, collideranno, quindi si uniranno in un'unica galassia. Così ha scelto di disporre i sedili, che sono, quindi possiamo sedere che sono 108, rappresentano esattamente la costellazione di Andromeda in Terra, sono proprio speculari. Quindi vuol dire che già la costellazione di Andromeda e le sue 108 stelle si specchiano e sono già sulla Terra e si specchiano verso il cielo. Senti, io nel frattempo leggo qualche messaggio che arriva libero e poi voglio continuare a scoprire questo magico mondo con te. Allora, c'è Giovannella Galliano che dice: io ci sono stata
è un posto bellissimo e suggestivo. Vito Capizzi, buongiorno, ciao bellezza, compriamo siciliano. Alessandro Vassallo, buongiorno. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti, buon inizio settimana. Eppi Ambra, buongiorno, mi fa piacere seguirvi, grazie. Stefania Caccamo, buongiorno alla bellissima popolazione di Io Compro Siciliano. Complimenti Katiuska, porti alta l'immagine del gruppo che rappresenti, ma che rappresenta anche tutti noi. Grazie, grazie Stefania, grazie a tutti gli amici che ci scrivono, grazie sempre, per noi è veramente un piacere cercare di descrivere il territorio, no? Di descrivere la nostra meravigliosa Sicilia. Senti Libero, accade veramente questa magia perché tuo papà, come stavi dicendo tu poc'anzi, lui era un pastore normalissimo, ma che arrivato a un certo punto è come se ci fosse stata veramente un'illuminazione, no? È come se poi tutto abbia preso forma in maniera quasi naturale, secondo un disegno veramente eccezionale. Tu adesso dicevi è un teatro, ci sono questi 108, queste 108 posizioni, questi 108 posti che appunto poi rappresentano in maniera speculare proprio la costellazione di Andromeda. E ci sono però anche degli appuntamenti particolari. Io per esempio ho avuto la possibilità e invito anche tutti i nostri amici che ci stanno seguendo a farlo, di vedere materiale proprio sul teatro, quindi anche filmati molto belli sul teatro, perché per esempio durante il solstizio d'estate cosa accade? Allora, mio padre ha costruito e ha scolpito, perché lui principalmente nasce scultore, quindi prima dell'ingresso in teatro ha scolpito questa grande maschera che ha gli occhi e la bocca bucata. Cosa accade? Che tra il 21 e il 23 giugno di ogni anno, proprio assieme, quindi per le date che vanno a rappresentare quello che è il solstizio d'estate, questa statua è perfettamente allineata con il calare del sole e quindi va a segnare esattamente il solstizio d'estate in queste tre date, che vuol dire che il sole proprio entra dentro la maschera, dentro la bocca, ed è come se esplodesse di luce. La sua fosse quasi la luce che si trasforma in parola di buona speranza e di buon auspicio per tutti. Una vera e propria magia. Senti Libero, tu sei un artista, tu sei proprio cresciuto in questo luogo magico e sin da piccolo, avevi soltanto 8 anni, hai cominciato a dedicarti alla musica. Ci sono stati periodi chiaramente durante la crescita, e questo appartiene poi ad ogni bimbo, ad ogni ragazzo, ad ogni adolescente, ma in realtà tu hai scelto appunto come tua passione, come tuo amore, come tua professione proprio la musica. Tu sei un cantautore, il tuo tra l'altro è la sintesi, sei arrivata tra l'altro alla seconda pubblicazione se non erro, e la tua è la sintesi un po' tra la tradizione e l'innovazione, dico bene? Esattamente. Le mie composizioni comunque si ispirano soprattutto comunque alla natura, a ciò che mi circonda, e come dico sempre, per me un biglietto dalla Sicilia esiste solo nella modalità in cui è di andata e ritorno. Amo viaggiare, amo vedere tantissime cose, però devo ritornare. La Sicilia quindi è sempre una parte fondamentale delle mie canzoni, tanto che canto in siciliano, quindi scrivo le cose nuove in siciliano e lo sposo all'italiano e ad altre lingue, il francese, lo spagnolo, però diciamo c'è questa costanza, c'è questo voler appunto portare sempre ciò che sono le mie origini, la mia lingua, che è il siciliano, un po' a tutti. E quindi sì, A è un po' un tutti. mix. E quindi il messaggio diventa, come vediamo, amici di Io Compro Siciliano, anche un giovane artista porta poi la lingua siciliana nel mondo, perché tu dicevi
poi con queste influenze anche dedicate alle altre lingue, tu riesci ad essere comunicativo con tutti. Senti Libero, noi abbiamo in questa giornata voluto anche raccontare la parte artistica di Santo Stefano Quisquina, ma anche la parte dedicata al territorio, ai prodotti, alle eccellenze, ed è veramente un territorio ricchissimo. E noi oggi vorremmo parlarne con, tu lo conosci bene, Assolutamente. con Giuseppe Priolo. Eccolo qua, ed eccolo. Buongiorno. Ma buongiorno, buongiorno. Giuseppe Priolo, guardatelo, Buongiorno. è già lì pronto. Io l'avevo anticipato, questo era un appuntamento veramente di grande emozione, perché è in compagnia dell'apicoltore Totò Ciccarello. Buongiorno, che è lì accanto a te. Buongiorno Totò. Buongiorno a tutti. Grazie per questa accoglienza e adesso scopriremo un mondo meraviglioso. Però prima... sempre a disposizione. Sì, dica. Grazie Totò, Scusi. dammi del tu, ma ci mancherebbe, bene, noi siamo lì a casa tua. Ok, allora cominciamo subito da Giuseppe. Giuseppe, il territorio è un territorio ricchissimo. Tu oggi hai voluto indicarci la strada soltanto di una veramente dei produttori del territorio, ma tu mi raccontavi veramente c'è grande molteplicità di produzioni, di prodotti legati, di eccellenze. Mi piacerebbe che tu facessi questo cappelletto iniziale e poi andiamo in giro con Totò. Sì, allora, intanto chi conosce Santo Stefano Quisquina sicuramente conosce i suoi formaggi. Vorrei ricordare a chi non lo sapesse che Santo Stefano Quisquina è città del formaggio 2020, onorificenza data dall'ONAF, quindi è una parte molto importante del nostro territorio, della nostra economia, diciamo, di tutto il sistema produttivo, ed è forse il principale prodotto sia di qualità che diciamo di quantità che viene prodotta a Santo Stefano. Però c'è da dire anche un'altra cosa. Io diciamo che conoscendo sempre cercando di conoscere sempre meglio questo territorio a livello di prodotti, ovvio che dietro o accanto al formaggio c'è un mondo che magari conoscono meno, parlo delle persone che conoscono questo territorio, ma che è più affascinante di quanto si immagini. Infatti io oggi ho scelto proprio questo regno delle api per far capire che ci sono anche prodotti che in questo territorio sono intanto genuini, e poi ho piacere che ne parla anche Totò, perché dietro c'è un lavoro che magari non tutti conoscono, è proprio per far capire che c'è appunto questa realtà a Santo Stefano di lavoratore, di gente che veramente lo fa con passione, e quando dico passione intendo con accuratezza riguardo alla genuinità, al non uso di certi prodotti chimici. Insomma, io vorrei a questo punto lasciare la parola a Totò proprio per entrare dentro questo mondo. Sì, noi siamo pronti. Tra l'altro devo dire, Totò, durante adesso, mentre parlava Giuseppe, io sentivo già qualche apina che era lì che ci stava dando l'accoglienza, e quindi noi siamo pronti adesso per vivere questa emozione con te. Andiamo, dai, andiamo in giro, portaci in giro. Sì, qua vedete che ci sono le arnie. Non so se l'immagine rende, diciamo. Sì, sì. Queste sono un po' le arnie, che non sono tutte. Una parte del nostro apiario. Sono solo una parte, perché si dissociano in due terreni diversi. In due postazioni. Io è che si fa legname, ora apicoltore a tutti gli effetti. Stiamo cercando di fare un prodotto unico nel vero senso della parola. Dice perché è unico? Perché le nostre arnie, tutte naturalmente fabbricate dal sottoscritto, cerchiamo di trattare le api con i guanti bianchi, come si dice. Quindi cerchiamo di fare sempre tutto il possibile per restare bene le nostre api.
Poi devo dire che il nostro territorio è poco incontaminato, pochissimi trattamenti vanno a fare, perché non abbiamo, diciamo, estese di Gran Turco, di altre cose, ma abbiamo dei fiori, delle fioriture particolari che il nostro miele si lascia a desiderare. Dici, ma dici, tu come fai? Io ho iniziato per passione circa 20 anni fa, per passione, e quel poco miele per uso personale o per qualche parente, vedevo che andava a ruba. Dici, ma il tuo miele è particolare, dici, ma perché? Perché il territorio nostro che abbiamo, la fioritura, il tiglio della villa comunale, l'agrumeti, i peschietti, ciliegio, la sulla che ci sono nei dintorni, viene un miele unico, diciamo. Che Senti, devo dire? no, senti, ti volevo dire, Totò, sì. Totò, ti volevo dire una cosa e poi ci continui già, perché io sento, mentre tu stai parlando, io sento già il gusto proprio in bocca. Tu sei lì che tu sei lì che ci mostri il territorio e ci dici tutta questa bellezza, noi già sentiamo il gusto del miele. Senti, ma volevo dirti, ma questa passione come nasce? Nasce da altri, sì, nasce perché, come ho detto, è che si fa legname. Sì. Altri apicoltori venivano per fare dei telaini, delle arnie, costruivano qualcosa, e così è nata questa piccola passione a cercare. E la prima volta siamo andati con un amico a prendere le api in un legno di olivo. Abbiamo allargato il legno di olivo, preso questo miele e mi sono detto, ma guarda quanto miele che abbiamo preso in questo pochissimo albero. Così ho detto, proviamo, a fare delle arnie a tutti gli effetti giusti, che si allevano giuste, con trattamento giusto, e varie cose. E così col passare degli anni è aumentato. È diventata una droga più che altro. È meraviglia, meraviglia, Io meraviglia. ormai sono drogato delle api, diciamo, è una cosa, sono giornalmente qui sopra a loro, a custodirli e a trattarli. Se posso aggiungere una cosa sì, che pochi Giuseppe, sanno, sì, è che le api non sono degli animali, diciamo, dissociati dall'uomo, ma anzi si relazionano con esso. Una delle cose che mi ha detto Totò questa mattina quando sono arrivato, sì, mi ha detto, io ero senza ancora, diciamo, questa imbragatura, mi ha detto, dice, intanto parla piano, perché gli dà fastidio il rumore, e poi forse dice, c'è da stare attenti perché non ti conoscono. Sai che cosa vuol dire quando un apicoltore dice forse non ti conoscono? Perché forse le api riconoscono anche le persone. No, riconoscono proprio la persona e il trattamento, il modo di trattarlo. Dai, ma che meraviglia! Quindi ma sono che degli meraviglia! animali, diciamo, che riescono anche a interagire. Oltre a fare dell'ottimo miele, poi andiamo a fare la tintura di propolo, un antibiotico naturale, è una cosa da provare per chi non l'ha provato, la pappa reale, e poi delle cremine particolari con olio di perico oppure con olio di calendula. Sono delle cose naturali che da provare, diciamo, oltre al miele, che è inconfondibile, è una cosa proprio da gustare con un po' di formaggio. Senti, oppure Totò, noi secondo me dovremmo fare una cosa, non appena possibile, noi veniamo a Santo Stefano Quisquina, veniamo ad assistere ad un bellissimo spettacolo al Teatro Andromeda, dopodiché anche con Giuseppe che ci farà conoscere le aziende, degusteremo l'ottimo formaggio, l'eccezionale formaggio, no? Città del Formaggio 2020, e poi sopra questo formaggio metteremo il tuo miele, per poi anche a degustare il latte, le conserve, le farine, i legumi. E poi ancora, Giuseppe, c'è anche tanto artigianato lì a Santo Stefano. Sì,
Santo Stefano Quesquina è un territorio che non finisce mai di stupire, questo lo voglio dire, perché in ogni angolo sembra veramente difficile da comprendere, però è veramente così. In ogni angolo c'è un artista, c'è un artigiano, c'è una persona con la sua esperienza che lascia affascinato. Ad esempio, cito Giuseppe Rabante. Giuseppe Rabante è un artigiano che ha portato la ceramica a Santo Stefano. E lo voglio citare perché intanto è diciamo molto bravo nelle sue tecniche. Vorrei parlare del raku, che è una tecnica antica giapponese, oppure delle essenze grasse smalte a rilievi, che sono un omaggio un po' agli Etruschi per come lavoravano l'argilla. Ma oltre a questo, lui è anche artista, nel Non senso ho... che immette neanche veramente solo un artista può disegnare nelle sue ceramiche. Mi senti, giusto? Senti, sì, adesso Quindi, ti sento. Senti, nel frattempo volevo, Giuseppe, perché mi scusami, ma arriva un po' in non ritardo ti forse il sento, solo un collegamento. attimo. Sì, nel frattempo Un attimo, che mi Giuseppe senti di riesce un nuovo? attimino sì. Giuseppe, un attimo volevo leggere i messaggi che ci sono arrivati. Allora, Sì, Alessia Smile and Food, voi sapete, lei conduce il programma meravigliosa, l'ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, lei conduce il nostro Io Compro Siciliano Chef tutti i sabato alle 14:30 e scrive questo messaggio: ciao Katiuska, i mieli siciliani sono tra i più profumati al mondo. Quello di Sulla lo uso per zuccherare il caffè. Grazie per questo viaggio nel mondo delle api. Sono esserini piccoli e preziosissimi e dobbiamo custodirle. Grazie a questi artigiani e produttori e a Io Compro Siciliano che li sta aiutando a promuoversi. Quindi questa è una cosa, grazie Alessia e soprattutto grazie a chi crede fortemente nel nostro territorio, nelle nostre potenzialità. Il Faraone Palermo, buongiorno a tutti. Davide Morici, ciao Davide, tra l'altro ancora un ringraziamento speciale a Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, che sono i 3 ideatori di Io Compro Siciliano, per tutto quello che stanno facendo per realizzare concretamente dei progetti che possono dare slancio alla nostra meravigliosa Sicilia. Davide scrive: buongiorno, Io Compro Siciliano. Agrigento è il suo territorio pieno di eccellenze artistiche e artigianali, teatro Andromeda, magia pura e Quisquina piena di prodotti. Viva la Sicilia tutta, viva tutta la Sicilia. Senti, ma Libero, tu nel frattempo che stai ascoltando Giuseppe che ci presenta tutto il territorio, tra l'altro Totò Ciccarello ci ha permesso di entrare nella sua meravigliosa casa delle api, ma tu poi alla fine sei cresciuto tra arte e prodotti naturali in un territorio splendido, quindi diciamo una vera e propria magia. Quando tu dicevi poi la magia della parola, la magia, questo è un posto veramente molto bello, no? Dove poter crescere e dare spazio anche poi a quello che è il tuo lavoro, la musica. Assolutamente sì, anche perché sono cresciuto davvero curando per esempio tutte le ferite che mi facevo da bambino, anche con la propoli stessa, quindi il prodotto delle api, o ogni mal di gola, quindi qualsiasi cosa è sempre stato curato con la propoli, cioè sempre a casa Prodotti mia naturali. non è mai mancata la propoli, quindi e neanche il contatto con la natura, perché siamo sempre cresciuti per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di crescere qui a Santo Stefano e nei paesi limitrofi, davvero è un bel crescere perché comunque sei davvero immerso in una condizione dove il tempo esiste relativamente, perché hai davvero la possibilità di goderti il cambio delle stagioni, di assaporare ogni stagione, appunto, e quindi È vero, è davvero è bello. vero.
È vero. È vero. Senti Giuseppe Totò, Giuseppe Priolo, vi ricordo, Sì. ci sta spiegando e presentando quelli che sono i prodotti del territorio. Siamo da Totò Ciccarello e dalle sue meravigliose apine. Totò è un apicoltore. Senti Giuseppe, ma riusciamo a far vedere qualcosina di più ai nostri amici? E Sì, così siamo quasi in effettivamente chiusura. sarebbe un bel regalo a chi ci guarda. Facciamolo, dai, chiudiamo in questo modo Allora, vedete ad emozionante. esempio, non so la qualità dell'immagine, però Si riuscite a vede vedere benissimo, si vede benissimo. Sì, questa rete serve a raccogliere il polline che le api raccolgono sui fiori. Se apre il cassetto, vedete che questo è polline ma raccolto dai fiori. Questo polline, diciamo che è un vero e proprio integratore naturale. E quindi le api, come dicevo, non finiscono mai di stupirci con prodotti è che vero. neanche magari immaginavamo che ci fossero, oltre al miele ovviamente. Non so se si può aprire. Adesso apriamo. Sì. Adesso ne apriamo una così facciamo vedere dove viene raccolto il miele. Aspetta un attimo. Nel frattempo che Totò ci sta mostrando, io volevo dire, insegniamo ai nostri bambini ad amare le apine, non li facciamo spaventare, no? Sempre con questa, perché così come dicevamo, le api non aggrediscono, ecco qui, guardate che meraviglia. Sì. E queste sono le api. Meraviglioso, Scusate, io vi sento con un audio molto basso. Noi Però, sentiamo bene, tra l'altro sì. Siamo proprio sì, in dicevo che vi chiusura, sento piano, Giuseppe. se a Sì. volte magari dite qualcosa e non lo comprendiamo è perché si sente pianissimo. Però avete visto un Noi pochettino come sentiamo sono benissimo. composte, no? Sì, Queste, come assolutamente. dicevo, sono le arnie dove viene raccolto il miele ed è la vera e propria casa delle Guardate, api. guardate. Quando il miele sarà tutto sigillato come questo che vedete, allora il miele già si può togliere perché è maturo. Meraviglia, Insomma, abbiamo fatto vedere un pochettino anche l'arnia e la casa delle api. Noi siamo felicissimi, Poi, Giuseppe, non so se perché si riesce a sì. vedere anche diciamo il territorio. Dai, facciamo una carrellata veloce perché siamo veramente in chiusura. Questo, Meraviglia. aggiungo una cosa, è la parte bassa diciamo, di Santo Stefano, quindi siamo sotto al paese, quindi sotto i 700 metri in prossimità, e poi si estende in altitudine fino a 900 metri. Quindi è un territorio anche ampio dove si passa dai frutteti, che sono queste zone un po' più basse, a delle zone boschive dove magari vengono utilizzate più come pascoli, dove appunto gli animali, le pecore, le mucche pascolano e quello che trovano come fiori, come varietà di fiori, poi lo ritroviamo nel formaggio. Quindi per dire che è un territorio che ci offre naturalmente appunto queste occasioni che riusciamo a sfruttare e sempre grazie alla tenacia di questi lavoratori che sono sempre da ammirare. Noi vi ringraziamo perché ci avete dato, Giuseppe, insieme a Totò Ciccarello ci avete dato la possibilità di vedere quello che la natura riesce a regalarci. Sì. Noi tra l'altro speriamo, voi sapete che quella che è l'idea di Io Compro Siciliano è proprio quello di dare spazio a tutte queste realtà, un po' poi quello che fai tu, ed è proprio quella di mettere in evidenza e presentare al meglio quelli che sono i nostri prodotti, le nostre eccellenze, i nostri artisti.
Noi vogliamo a questo punto ringraziarvi, vi invitiamo tutti i nostri amici del popolo di Io Compro Siciliano a visitare Santo Stefano Quisquina, il Teatro Andromeda, nonché tutti i prodotti e il territorio. Permettetemi ancora di fare qualche saluto. Maria Orlando. Sono una stagionale, fino ad oggi non ho ricevuto, Gianmarco, diamo una mano al turismo siciliano. Sergi Giuseppe, i colori delle casse hanno una funzione, mi chiedono. E ancora Valeria Leto Barone, bellissima diretta, grazie per aver dato l'opportunità di diffondere le bellezze del nostro territorio. Valeria, ci mancherebbe. Giovanna Iacono, buongiorno a tutti. Noi abbiamo scoperto veramente tanto, vi ringraziamo. Tra l'altro ci sono tanti studi che attestano che le apine salveranno il mondo, per cui custodiamole e, ripeto, insegniamo ai nostri bambini ad amarle. Noi come sempre chiudiamo i nostri appuntamenti in un modo, ed è quello deve essere, perché è di buon auspicio. Volevo dire che domani vi porteremo ad Avola, siamo a Siracusa, nel meraviglioso territorio, e andremo al Museo della Mandorla. Ancora l'appuntamento questo pomeriggio alle 18, come tutti i pomeriggi abbiamo l'appuntamento con lo straordinario Francesco Caravello. Io volevo ringraziare il popolo di Io Compro Siciliano, e adesso Totò e Giuseppe, avvicinatevi allo schermo. Libero, avvicinati allo schermo, vieni qua. Noi finiamo sempre in questo modo. Io compro siciliano. Ciao Giuseppe Priolo, Totò Cicarello, Libero Reina, Teatro Andromeda, ci vediamo domani. Io compro siciliano. Ciao. Grazie. Alla prossima. Santo Stefano Quisquina. Alla smielatura.